Tappa agrigentina del Tour 2022 di Sport e Salute stamani in Piazza Stazione ad Agrigento alla presenza del campione mondiale di salto con l'asta nel 2003 Giuseppe Gibilisco. La missione di Sport e Salute consiste nel diffondere i valori dello sport e dell'attività fisica per il benessere dei cittadini e nel valorizzare lo sport sul territorio, vicino alle persone e di fianco agli operatori di un settore economico così importante e così duramente colpito da questo periodo critico. Semplicemente, come ha detto lei, per promuovere lo sport, per far conoscere lo sport a chi lo sport appunto non lo conosce. Io faccio parte dei Legend, sono un ex atleta, saltavo con l'asta e la mia funzione in qualità di Legend appunto che questo progetto voluto da Manuela Dicenda con l'approvazione di Sport e Salute del nostro presidente amministratore delegato Vito Cozzoli è quello appunto che noi che lo sport lo abbiamo fatto e l'abbiamo portato in giro, abbiamo portato i colori della nostra nazione in giro per il mondo, farlo conoscere e far appassionare i ragazzi appunto dello sport. Come ha detto lei, lo sport è vita, lo sport è sano, è stile di vita e quindi noi abbiamo bisogno di cultura sportiva. Il nostro obiettivo e pensiero è appunto ai ragazzi farli avvicinare alle nostre discipline. Ecco, lei metterà a frutto la sua esperienza. Ricordiamo che lei fu un campione, se non ricordo male, di salto con l'asta, appunto. Sì, io racconto la mia esperienza, cerco di dare qualche consiglio, ma soprattutto cerco di far avvicinare quanto più possibile, far appassionare. Io la cosa che specifico sempre è che fare sport non significa diventare campioni olimpici, significa semplicemente diventare campioni della vita, il rispetto dell'avversario, il rispetto delle regole, quelle che poi noi facciamo nostre in una società civile e purtroppo, e sottolineo purtroppo, a volte non lo è. Quindi lo sport educa. È chiaro che chi ha grande talento, a chi Madre Natura ha dato un grande talento, lo sport lo farà ad altissimo livello, ma a chi non l'ha dato, è chiaro, ognuno di noi ha dei talenti nella vita che non per forza devono essere di natura sportiva, ma lo sport ti aiuta ad arrivare nella vita e a lasciare la tua impronta. Ecco, oggi ad Agrigento un tour che continuerà anche in altre zone della Sicilia. Sì, continuerà in altre zone della Sicilia e soprattutto in altre zone d'Italia. Noi giriamo tutta l'Italia per appunto fare questa promozione. Con l'avvento di Sport e Salute diciamo che si sta andando verso una cultura sportiva che negli anni noi non abbiamo mai avuto. Ecco, da questi ragazzi si possono trarre futuri campioni, futuri atleti? È chiaro che chi lo sport non l'ha mai provato non sapremo mai se può essere un papabile campione o meno. La nostra funzione è anche questa, quella di far provare e magari scoprire qualche talento. Ecco, qual è lo stato di salute della nostra atletica, del nostro sport in generale? Mi riferisco agli sport olimpionici, non insomma il calcio, agli altri sport. Sì, della nostra atletica direi molto buono, nel senso che il nostro precedente presidente, il professor Giomi, ha fatto 8 anni di gestione federale di investimento. L'attuale presidente lo sta portando avanti e devo dire che i risultati insomma danno ragione al lavoro fatto in questi 8 anni e in quello che sta portando avanti il presidente. Io direi voglio dare da 1 a 10 un 8 più al movimento sportivo italiano perché si è risvegliato e in tutte le discipline, guarda il nuoto, guarda la scherma, guarda l'atletica, guarda il basket, l'Ital volley, insomma dove c'è Italia insomma, ci sono numeri importanti, quindi siamo rappresentativi in tutto il mondo e diamo filo da torcere alle altre nazioni. Siamo molto contenti di essere oggi qui ad Agrigento, il tour proseguirà in altre piazze italiane, già questo sabato saremo a Cosenza per proseguire questa attività. La città ha risposto molto bene, in generale la Sicilia, perché anche nella tappa di Catania di qualche giorno fa abbiamo avuto una grandissima partecipazione sia da parte di ragazzi, associazioni sportive, ma anche di tante persone adulte che si sono approcciate a tentare attività sportive. Il tour sta dando i suoi risultati e l'obiettivo per noi è quello di essere di supporto alle associazioni sportive e agli organismi sportivi per promuovere l'attività sportiva di base e l'assunzione di corretti stili di vita. Ecco, il CONI si occupa dell'attività olimpica, voi vi occupate invece della promozione. Sì, si svolgono tutta una serie di progetti e progettualità per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva di base e l'assunzione di corretti stili di vita, quindi tutto quello che è l'approccio allo sport e l'approccio allo star bene, allo stile di vita corretto. Ecco, voi promuovete lo sport solitamente tutto l'anno, cosa ne pensate di questa iniziativa oggi qui
nella nostra piazza d'Agrigento? È un'iniziativa ottima perché incentiva lo sport per i più piccoli e noi in ossequio a 2 carte che abbiamo del Panathlon International, che la prima è la carta dei diritti del ragazzo a fare sport, e quindi il ragazzo ha diritto di fare sport senza in ogni caso diventare campione, che lo possa diventare o meno, e poi in ossequio anche un'altra carta che è quella, la carta dei doveri dei genitori a fare sport in maniera semplice, in maniera salutare ai propri ragazzi. Quindi in questo contesto noi ci troviamo benissimo.